Allora, buonasera, Pietro Luotti è venuto per commentare l'incontro di questa sera, una partita che come risultato molto ampio, però non abbiamo visto una certa continuità nel gioco. Una nostra impressione oppure Ma cosa puoi secondo dire al riguardo? me abbiamo fatto una buona partita, loro sono giovani, molta intensità, però noi abbiamo giocato abbastanza bene, a tratti abbiamo dominato la partita, avevamo Andrea che ovviamente deve ancora rientrare, Alberto che si doveva riprendere da uno stato influenzale, quindi eravamo un po' con i ranghi ridotti, però siamo riusciti a far girare tutti, ha esordito Paolo Stivanello, quindi è una grande cosa. Ecco, non sapevo dell'esordio, l'ho detto che è entrato sia Paolo Stivanello che Elia Del Prap, anche per ringiovanire nei confronti di un Trissino che è molto più giovane di noi. Però mi è sembrato, seppur anche con i risultati un 4-1 del primo tempo, azioni un attimo più disgregate. Non so se avete intrapreso volutamente questo Ma tipo di gioco per contrastare anche l'irruenza forse dei giovani del Trissino. Come ti dicevo prima, il Trissino è una squadra giovane, molto, molto robusta fisicamente nonostante la giovane età. Noi dovevamo riprenderci dalla batosta di Roller Bassano dove avevamo fatto una brutta prestazione. Abbiamo provato alcune cose, una pressione più alta in difesa, altri movimenti, dei tagli, dei blocchi diversi che magari ci serviranno poi in futuro. Ecco, sabato prossimo, prima partita di ritorno, mi sembra, no? Contro Sì. il Valdagno. Cosa vi siete detti? Cosa vi siete detti proprio per preparare questo incontro? La partita del ritorno, la prima, è la fase più dura, è la fase in cui non bisogna sbagliare niente e dove dobbiamo puntare a vincere tutte le partite dando il massimo perché l'obiettivo è quello di provare a puntare alla Coppa Italia ovviamente. Molto bene, ti ringrazio, in bocca al lupo per i Grazie, prossimi Crepi. incontri.